Non so se mi senti io? Sì. Boh. Innanzitutto io sono qua oggi per portare la mia vicinanza ancora alle 4 famiglie che hanno avuto questa unica tragedia. Non possiamo non dimenticare che 4 persone qui hanno perso la vita, non esattamente un anno fa, ma alla volta di questa sera si compie quel triste anniversario. Ringrazio tutti coloro che si sono messi a disposizione, a iniziare dalla famiglia Lorenzon, che è stato il vero primo centro. Perché la solidarietà, oltre a predicarla, bisogna anche esercitarla. Penso che Lorenzon, i 2 fratelli Lorenzon abbiano dato, la famiglia Lorenzon, abbia dato una dimostrazione di cosa significhi mettersi a disposizione, perché quella casa è diventata un'infermeria quella sera e purtroppo anche per parte anche un obitorio, perché poi lì è diventato il centro di prima assistenza. Ringrazio tutti i volontari, vedo il soccorso alpino, in quanti eravate? 26, 30, 64 persone che si sono arrampicate dentro negli Erze, insomma io sono arrivato quella mattina e so quale sia stata la fatica, la professionalità che avete espresso e anche la tragedia che avete vissuto, perché il recupero dei morti è stato fatto sostanzialmente da loro. Ringrazio la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, tutte le forze dell'ordine, i volontari in generale, il 118, Rosi mi ha chiamato, l'ho visto qua prima, dottor Rosi, ecco, mi ha chiamato subito quella sera, mi ha detto guarda che c'è una tragedia, non riusciamo ad avere una dimensione della tragedia. Ho mandato una colonna mobile di ambulanze perché non so se c'è un ferito, se c'è un morto, 10 morti, non sappiamo nulla. Le notizie che arrivano sono frammentarie, ma tutto fa presagire che sia una grossa tragedia. E quindi veramente grazie di cuore a quelli che sono intervenuti. E noi vogliamo essere qui anche per ricordare il fatto che è fondamentale la tutela dal dissesto idrogeologico. È la vera sfida che abbiamo come comunità. Lo diceva prima anche l'architetto, lo ricordava il sindaco, non a caso sono qui con l'assessore, il nuovo assessore all'ambiente, l'ingegner Boltaccin, e questi territori sono belli, ma sono belli perché sono fragili, sono così perché comunque il dissesto idrogeologico li ha plasmati, no? Come una statua, ha tolto ogni tanto qualcosa e quindi viene fuori questo territorio che è unico. Noi avevamo promesso, io avevo promesso in quei giorni com'era, dov'era. E penso che questa parola sia stata mantenuta fino in fondo, perché le opere che vedete qui in giro le ha tutte finanziate la Regione del Veneto. Abbiamo avuto danni per 8.258.000 euro. Scusatemi la crudezza di questi discorsi, ma siccome molti di voi prima me l'hanno chiesto, dacci un aggiornamento. La Regione ne ha stanziati 4 milioni di questi danni, restano ancora da ristorare i cittadini privati che hanno avuto non pochi danni, sono quasi 4 milioni di euro nei 4 comuni. Vi ricordo che oltre a Refrontolo quella notte c'è stata la tragedia, purtroppo, per fortuna non con i morti, in quel di Tarzo che ha avuto un sacco di smottamenti, Cison e Pieve di Soligo, ma anche la volontà oggi di ricordarvi, visto considerato che siamo in un periodo tranquillo nel quale non si va a chiedere voti a nessuno, voglio anche ricordarvi qual è stata la pratica di Refrontolo. Io non l'ho mai fatto per rispetto di questi 4 morti direttamente, ma lo faccio oggi. Lo faccio oggi ricordandovi che dopo 12 ore già avevamo decretato lo stato di crisi, come previsto dalla legge. Vi ricordo che Refrontolo, assieme a un'altra trentina di fatti accaduti l'anno scorso, non ha, secondo la legge, i criteri per avere la dichiarazione dello stato di emergenza, ed è questo il problema principale che ci siamo trovati ad affrontare. Vi ricordo che abbiamo scelto volutamente di mettere a Refrontolo assieme a un'altra trentina di pratiche di micro eventi catastrofali l'anno scorso per fare una richiesta unica al governo. Vi ricordo che qualcuno è venuto a dirvi che ci siamo dimenticati la pratica di Refrontolo. Non è vero. Non è vero perché abbiamo concordato questa procedura con la Protezione Civile Nazionale, non è vero perché lo conferma la lettera dell'ingegner Gabrielli che scrive sì, è vero che mi avete mandato la pratica a febbraio, però è altrettanto vero che io vi avrei comunque risposto di no perché non ci sono le caratteristiche, c'è una lettera. Non è vero perché l'ingegner Tonellato che è qui conferma per iscritto anche tutta questa procedura, non è vero perché le altre pratiche che sono state lasciate lì, perché dopo grazie alle polemiche
io ho stracciato il refronto, l'ho mandato avanti per conto suo sbagliando, perché secondo me era un errore, e ho avuto ragione, perché le altre pratiche, che erano anche quelle in teoria in ritardo come sosteneva qualcuno, le altre stanno per essere finanziate in maniera minimale, ma stanno per essere finanziate, perché tutte assieme comunque l'idea con la protezione civile era quella di dire: è vero che non abbiamo avuto un grande evento, ma è vero che il territorio in una soluzione di contiguità nei mesi dell'estate ha avuto delle difficoltà. Lo dico semplicemente perché a casa mia chi dimentica una pratica deve essere cacciato a calci nel sedere, e quindi se c'è qualcuno che ha qualche dubbio, la storia vera delle pratiche è questa. Non è stata dimenticata questa pratica, è stato concordato di metterla in un pacchetto di pratiche. Guarda caso tutti hanno fatto polemica sul refrontolo, ma nessuno ha fatto polemica sulle altre che hanno la stessa storia, perché il titolo qui non c'era in base alla legge, perché la legge dice che l'evento deve essere vasto, che deve essere comunque con delle caratteristiche, e purtroppo la legge non prevede il fatto della perdita delle vite umane, parla semplicemente del dissesto. Qual è il futuro? È quello di recuperare anche le risorse che ci mancano. L'anno scorso abbiamo avuto 32 eventi catastrofali in Veneto, non è facile recuperare risorse, e qualcuno dice che io sbaglio quando dico bisogna creare un fondo catastrofale. Io continuo a dirlo, perché poi quando vai davanti al cittadino che ha perso tutto, come sta accadendo in Riviera del Brenta, un morto, 92 feriti, 500 abitazioni devastate, 100 da demolire, 300 macchine da rottamare e tutta la devastazione di un terremoto. Quando vai davanti ai cittadini, siccome ci vado solo io poi, perché sono l'unico che deve rispondere, i cittadini vogliono un aiuto, non chiacchiere, e per dare un aiuto bisogna dar vita a un fondo, è inevitabile. La collaborazione con il governo è proficua, io spero che si possano portare a casa queste risorse, ma è anche indecoroso quello che è stato detto su questa vicenda. È indecoroso soprattutto perché non c'è stato il minimo rispetto dei morti. Io non ho altro da aggiungere. Se qualcuno ha dubbi mi chiama, glieli chiarisco io. Grazie, buona domenica a tutti.